A seguito di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, la Squadra Mobile di Agrigento, il Servizio Centrale Operativo Sisco di Palermo, la Guardia di Finanza, la sezione operativa di Lampedusa, la Guardia Costiera di Lampedusa hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento nei confronti di un egiziano ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a resistenza a pubblico ufficiale. L'arrestato era accusato di aver effettuato il trasporto di 47 migranti all'interno di una barca di legno appena 10 metri lunga, in precarie condizioni di galleggiabilità, inadatta a effettuare una traversata, esponendo così a pericolo per la loro vita e la loro incolumità. Inoltre le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal comportamento del trafficante, che non ha ottemperato all'ordine di arrestare la navigazione impartito dall'unità navale della Guardia di Finanza, versando su se stesso, sull'imbarcazione e sui migranti, una tanica di benzina al fine di ostacolare le operazioni dei soccorsi da parte del personale operante, minacciando inoltre il finanziere che se non si fosse allontanato avrebbe dato fuoco a tutti. Le informazioni raccolte sull'indiziato individuato da più migranti durante gli interrogatori resi alla presenza del difensore al personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera compendiano un quadro probatorio che ha portato alla contestazione del reato di cui all'articolo 12 legge 286/98 con le aggravanti di aver procurato l'ingresso sul territorio nazionale di più di 5 persone, di averle esposte a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver ostacolato le operazioni di soccorso. L'indagato è stato condotto presso il carcere di Agrigento. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale dei soggetti gravati da misura cautelare non sono ancora accertate in via definitiva.